Ciao Marta, Ciao. grazie per il tempo che ci stai dedicando. Grazie a te. Ehm, Partiamo con questo profilo d'artista chiedendoti qual è il tuo primo ricordo legato alla danza. Il mio primo ricordo legato alla danza è a teatro come spettatrice, come pubblico, a Milano con mia madre, uno spettacolo della Martha Graham Dance Company. Eh, Credo che fosse il 99, il 98, non lo so, io ho iniziato molto tardi a studiare danza e quello è stato il primissimo incontro, la primissima rivelazione. Se dovessi immaginare tre movimenti o tre passi che ti rappresentano come danzatrice, quali sarebbero? Ce li puoi anche mostrare se ti Posso va? alzare? Sì. Non ho la tuta. Grazie. Ok, invece se ti chiedessi qual è la musica o il suono che ti rappresenta di più come danzatrice o che usi magari in particolare quando Allora, insegni? io uso moltissimo, soprattutto quando inizio di un workshop e mi confronto con danzatori o attori che non conosco, come mio rituale uso i preludi di Chopin. Uso sempre i preludi di Chopin all'inizio di un workshop. È una musica che ti ispira? È una musica che conosco benissimo, che ho imparato anche a suonare e che è sempre stata presente nella mia vita e che per scaramanzia continuo ad usare, primissimo giorno sempre. Se fossi, diciamo, se potessi scegliere una persona o insomma qualcuno da invitare a ballare con te, chi sceglieresti in questo momento? Ma in questo momento senza alcun dubbio la mia collega e amica Elena Giannotti, che ho conosciuto in questa settimana, non ci conoscevamo, la conoscevo come era una sua grande seguace, una sua fan, ma non la conoscevo personalmente, quindi in questo momento senza nessun dubbio vorrei danzare con lei. Ti chiedo come ultima domanda se ti va di fare un bilancio di questa settimana qui a B-Motion come insegnante per le B-Motion Class. Sono totalmente gratificata, totalmente felice, gratificata, nessun dubbio, proprio è andata benissimo. Perfetto, grazie mille.